A Padova la presentazione del premio giornalistico intitolato a Giorgio Lago, indimenticato direttore del Gazzettino e opinionista di fama. Il facchino del nord-est, così amava definirsi Giorgio Lago, giornalista di Vazzola, nel Trevigiano, dal 1968 al Gazzettino, inviato, responsabile dello sport, infine direttore, poi editorialista a Repubblica e per il gruppo L'Espresso. A 6 anni dalla sua scomparsa, nella sua Castelfranco, il 27 aprile prossimo, il premio a lui dedicato. Fra i giurati, quest'anno anche il rettore dell'Ateneo Patavino, che a Lago ha dedicato un centro studi. Sono profondamente convinto che le intuizioni di Giorgio Lago, il federalismo, il fare leva dal basso sulle realtà locali e via di seguito, sono intuizioni che permangono e che mantengono una carica intellettuale e vitale assolutamente fondamentale. E c'è una novità per l'edizione di quest'anno: il premio Giorgio Lago si moltiplica per 5 e verrà conferito ad altrettanti interpreti del nord-est in vari settori: Massimiliano Alaimo, cultura; Fabio Cappello, sport; Toni Capuozzo, giornalismo; Fabio Franceschi, impresa; e per il volontariato l'Associazione Nazionale Alpini di Trento. Inaugurata a Roma